Ragazzi, attenzione, attenzione, inizia la lezione. Cominciamo da Affieddo. Affieddo, mi sai dire che cos'è l'usufrutto? La lattuga, signora Messa! La lattuga, e perché? Sì, signora Messa, sì. E siccome di quanto costa frutta oggi, mia mamma accatta la lattuga a usufrutto. Vabbè, ho capito, va. Passiamo ad un'altra domanda. Mi sai dire qual è il costo di una pelliccia di visone? Signora Maessa, io faccio io, una pelliccia di visone costa quanto un paio di mutantini di femmina. Ma che cosa dici? Sì, signorina, ho sentito me pazzi che ci diceva cameriera, se ti levi la mutantina e me la dai, ti regalo una pelliccia di visone. E perché si dice non stuzzicare il cane che dorme? Perché so stuzzico un cane carommi, hai 10 unghie, i coglione, glielo piglia a mozzica. Affieddo, cerca di moderare i termini e spiega con parole diverse il significato. Sì, signorina, aveva ragione, il cane c'è unghia, e mozzica. Mi sai dire il nome di un animale che parla? Teresa! Che c'entra Teresa? Teresa è mesogena, è l'unico animale che parla, inghie so, e quando parla. Per catturare degli uccelli vivi, quali strumenti useresti? Nessuno, signorina Maessa! Veramente mi porterei a mesoro perché gli acchiappa mia, gli acchiappa, gli picchia paracetti, è l'unica! E qual è il mare più tempestoso? Il Mar Nero! E perché? Perché essendo nero, è sempre incazzato! Mi sa tanto che tu oggi... Beh, passiamo all'ultima domanda. Qual è secondo te il gioco più strano? Il gioco del biliardo! È strano, come mai? Perché mi pare sano che le palle vanno in boga e la stecca resta fuori. Signorina, ma non ci pare sano magari a lei? A me sembra strano. Bocciato.